Ruolo del viadotto Morandi nel paesaggio della Valle dei Templi, questo è il tema del convegno che si è svolto stamani presso il Consorzio Universitario di Agrigento, organizzato dall'Università di Palermo in collaborazione con il Politecnico di Milano, che si propone di analizzare sotto vari aspetti tecnico, infrastrutturale e paesaggistico l'opera che fu costruita negli anni 70 da Riccardo Morandi all'interno di un territorio che rappresenta il patrimonio dell'UNESCO. Si è discusso anche di impatto ambientale, di disagi che sono emersi dalla sua chiusura, analizzando anche gli aspetti di chi è d'accordo alla sua eliminazione e chi invece lo trova essenziale per la viabilità interna, parlando anche di percorsi alternativi possibili e ricordando anche quanto successo ad analoga struttura costruita dallo stesso Morandi a Genova. Oggi si vuole tramite questo convegno analizzare il viadotto Acreas sotto diversi punti di vista e sotto diverse discipline. Sono stati invitati diversi professori, professionisti, le istituzioni, gli ordini a partecipare a questo importante dibattito che interessa non soltanto il viadotto Acreas ma anche l'intero contesto della Valle dei Templi di Agrigento. Secondo lei va abbattuto o va mantenuto una sua indicazione personale? Ma io, studiando il paesaggio della valle, ho ritenuto opportuno fare un nuovo progetto, ipotizzando quindi questa nuova ipotesi, ma poi saranno le istituzioni, saranno gli enti preposti a decidere per l'abbattimento o meno. Non si vuole decidere in questa sede dell'abbattimento o della conservazione di questo elemento, ma si vuole soltanto riflettere in maniera scientifica e più approfondita. Noi è da circa un anno che ci siamo, vuoi o non vuoi, interessati dell'infrastruttura Ponte Morandi. Abbiamo sempre detto che è un'infrastruttura importante, che la si può abbattere solo se le condizioni statiche non sono tali per essere recuperate e se c'è una viabilità alternativa. A oggi l'unica certezza che abbiamo è che è stato firmato un contratto d'appalto, che inizieranno i lavori a breve perché dei tecnici hanno affermato che questo ponte può stare in piedi. Certo è che 50 anni fa questo ponte ha deturpato il paesaggio, ma non possiamo pensare dopo 50 anni di abbatterlo, proprio perché le condizioni statiche ci consentono che oggi possa rimanere in piedi. E non dobbiamo anche dimenticare che la città di Agrigento è lontana dal resto della provincia, è lontana dal resto della Sicilia, perché infrastrutturalmente siamo carenti e quindi non possiamo pensare senza una viabilità alternativa ad abbattere un ponte. Il mio punto di vista innanzitutto di architetto contemporaneo è quello di trovarmi oggi in una situazione, come dire, poco bilanciata. Nella realtà dei fatti il viadotto Morandi è una grande opera d'arte e di architettura contemporanea e quindi ci sono tutti i crismi, credo, per poterlo salvaguardare, per poterlo restaurare, quindi consolidare e adeguare a quelle che sono ovviamente le direttive delle legislazioni vigenti in materia di recupero e direi anche delle leggi sismiche. Quindi è una struttura che va attenzionata, va recuperata, e non soltanto quindi per una questione di viabilità e di rapporti fra la città vecchia e Villa Seta, ma proprio perché rappresenta intrinsecamente un, direi, capolavoro di architettura moderna. Dal mio punto di vista, ed è quello che credo sia l'obiettivo del convegno di oggi, è parlarne in un modo consapevole e considerando tutti gli aspetti che devono essere coinvolti. Cioè non è tanto un fatto di questo ponte piace o non piace, non è tanto il fatto se questo ponte poteva essere nei tempi costruito con un minore impatto, ma è una realtà attuale, quindi va considerato il valore storico di questo ponte, va considerato il valore ingegneristico di questo ponte, va considerato il degrado in cui questo ponte si trova, va considerato se un suo possibile consolidamento è davvero un intervento a lungo termine o viceversa a breve termine, ma forse è considerato quale altro riuso ci potrebbe essere per questo ponte, che diventi invece, no, una passeggiata pedonale con una viabilità alternativa, quale viabilità alternativa serve oggi ad Agrigento e soprattutto come la Valle dei Templi debba essere letta
come un paesaggio vario e multifunzionale, no? Cioè non è solo templi, è anche agricoltura, è anche sito UNESCO, è bene economico, è bene sociale, e in tutta questa grande cornice forse il fatto che del Ponte Morandi si comincia a parlare, e si comincia a parlare con una pluralità di idee, forse è davvero quello che tutti dobbiamo augurarci.